Vediamo che no. Prova a tirare l'incontro che lo prendiamo. Vediamo benissimo. Com'è il punto? Ma noi vediamo da Pechino e poi sono andato a Osaka. Ho capito. È bello, comunque è bello, sempre molto bello, non fa troppo caldo e si sta bene. Chi ha giocato? Sianese. Saluti a tutti, chi c'hai altre? Hai visto? Troppi, ok. Salutami tutti quanti e divertitevi ragazzi, fate una lunga la porta. Fortissimo. Non riesco a beccare. Andate anche a non mangiarvi i camuzioni, sì, che cos'è che dicono che fanno male? Volevi tirare un po'? Sicuramente. Conosce qua c'è dove ho il Non lo vedo. Riesci a vederlo? Quello secolo dovrebbe essere lui. No, questo è un Lufthansa, non è nostro. Ah sì, è nostro, ecco. Questo qui è un russo. No, non tanto, aspetta. Questo è l'operatore cameraman ufficiale. Ho cercato di fare il mio meglio, lo so che Mi purtroppo tremava un po' la mano. no, assolutamente. Vedrete immagini perfette e nitide. Basta questa cosa che stiamo riprendendo. La mia camera non è come la tua. È vero. Comunque sicuramente sarà venuta benissimo. E poi non è tutto, vedrete il prossimo sarà... Il ritorno da Osaka. Esatto. Vediamo che mattina, no? Mi sfogherò e farò tutte le riprese. Saremo distrutti, adesso sono 2 ore di volo. Siamo su Mosca. Abbiamo ancora 10 ore di fronte. Mica niente. Abbiamo visto l'Italia che tornava da Pechino. L'avete vista? Sì. Serve che sposto il volantino? Tiro indietro, No. Io dietro volantino mi sa che saliamo. Gianluca. C'è la telecamera che poi si faccia. Sei il primo che fa le riprese con l'occhio alla rovescia. Il mancino. Tu sei mancino, no? Questa è la nuova divisa all'Italia. Hong Kong, vero? È arrivato a Hong Kong? A Brizia? Anche sono maglioncino con questo... No, c'è la Lu, no? Qui davanti c'è la Lu. A Hong Kong si comprano quei maglioncini. Salve, siamo sempre qua. L'ultima ripresa sono passati soltanto 3 minuti, quindi... Un'inquadratura perfetta. Mi stai riprendendo la mano, l'orologio. Vabbè signori, io vado...
non va a nero. Nero, cioè che diventa nero. Motospaziali e incidenti intergalattici. Il tutto riassumibile sotto il capitolo balle spaziali e affini. Se altro comincia ma finisce tutto. Dopo 9 ore e 25 di volo questi sono gli argomenti. È già tanto, dopo 9 ore, un braccio rotto. Una notte è passata. La passata mica tanto. Tutto bene? Io ho dormito Siamo 2 qua, ore. siamo ancora vivi, Non sembra, ma sono le 10:03 di notte in Italia. In effetti il mio fisico dice ma non dovrebbe essere notte a quest'ora. Ma questi sono gli argomenti di chi ha sbagliato mestiere. E non ha capito che qui non c'entra un tubo. Ho detto tubo. Tubo. Questa luce è un casino. Stiamo sorvolando la nobile patria russa. Giusto? Che, se permettete, è un mismatch di tipo, come dire, un mismatch tecnico che ha fatto sprofondare l'operatore, vero? In posizione. Non so se posso prestarmi così a questa ripresa, devo chiedere il permesso al mio agente perché tutto ha un valore quantificabile in denaro sonante. Perdoni possibilmente, anche yen. Devo chiudere che non c'è più. Eccoci qua. Dopo la bellezza di 10 ore e 17 minuti. 10 ore e 17 minuti di volo, come potete vedere l'orologino. Qui si vede, no? Sono col mio orologio praticamente, se riuscissi a prenderlo, sono le 11:35 di sera, in effetti si vede. Questa è praticamente la famosa Russia. La parte finale della Siberia, montagnosa, stiamo virando e ci stiamo recando dalle parti del Giappone, che praticamente ha attraversato questo fiume, ok, allora niente, come potete vedere ci sono delle bellissime scogliere. Mi ricordano le scogliere bianche di Dover, anche se io non sono mai andato. Stiamo volando alti, siamo a 11.100 metri.
Vediamo quanto manca all'atterraggio. Dunque l'orario, riferito all'orario di Londra, è 21:34. Estimiamo un atterraggio, estimate time actual alle 23, è andato un po' di fuoco, alle 23:33, quindi un paio d'ore di volo ancora. Eccolo qua, il comandante. Tutto bene, comandante? Un po' di sonno, Abbiamo dormito? 2 ore. L'immagine è un po' così contro luce, speriamo che si veda quando arriviamo verso casa, quando rivedremo il filmato, insomma. Ecco il signor primo ufficiale sbragato, Alfio Prego, Russo. sbragato. Non è sbragato, rilassato. Sta leggendo una famosa rivista di case che si chiama Penthouse. La famosa Panorama 2000, sì. L'uomo piano, Panorama 2000, non si possono dire queste cose. no, non ti freni tu, da ridere quando ridi. Ma no, ma non preoccuparti, vedrai quando... Vuole il mio sorriso da cavallino speciale o... So che tutto ok. Sì, ci faccia il suo sorriso da cavallino. Dica. E allora? E allora? Dunque, da Quando giovane ridi parla alla telecamera. volevo fare l'attore, no? Vieni con 2 mani. Poi mi presentai per un provino, mi hanno guardato bene, all'epoca avevo gli orecchioni, pardon, le orecchie a sventola. Ti devo dare Ratum al cinese, una russia. Gli devi dare Ratum, sì. Ah sì, il lavoro in comune, dicevo. Tra le orecchie a sventola e il naso storto, che adesso l'operatore sta cercando di attrezzarmi tenendo storta la cinepresa, io cerco di interfacciarmi. È vero, è storto. Bene, insomma il risultato non fu del più eclatante. Mi dissero che andavo bene per le parti di Godzilla, ma Godzilla venne 10 anni dopo e quindi non andavo bene. Frankenstein d'altra parte era già passato di moda, perché passai alla cosa più vicina a questi mostri e diventai un pilota, passando dalla fase di motorista per poter ottenere una migliore formulazione del prodotto. Adesso faccio il rappresentante del Penetril, che è una famosa versione, come dire, soft di una cosa hard, di cui passeremo a illustrare il tutto in maniera successiva, vero? Va bene così? Va bene, va benissimo, grazie. Ci vediamo qua, se no Se purtroppo... volete vi leggo la formula del Penetril, che è tutta un'altra Ce l'ha, non lo so, dipende da chi deve guardare il filmato, io non lo so. È quello il problema. No, è assolutamente ragionevole. Va bene. Ci rivediamo fra un pochettino allora, quando iniziamo a avvicinarci al... Mazza che bella mano! Quando iniziamo a avvicinarci al... Fa anche il commento audio, se no non sapevo dov'è. Benissimo, avvicinamento all'aeroporto di Osaka, questa è la costa inizialmente. Come fa... Granite 721, Tower 118. Questo senza fare neanche. Quello pelo ci sto. 497. Se installiamo... Mamma. Sono sti di qui paura che c'ha. No, dico sto per dire, altro che... 4.000, Per 4.000. Ma tanto siamo decisamente sotto il glide. No, sto guardando che questo qua davanti è praticamente Tu allora metti così perché non c'è no, 10 miglia. 10. Bisogna vedere che cos'è. C'è da autorizzare, comunque seguiamo, quando agganciamo ci frega niente. Italia 79015 line from John, clear flight at runway 06 approach. Clear for l'S06 all'Italia Serenese. 15 miglia finale all'aeroporto di Osaka, Kansai. Alpha 442 Kansai approach, money make time 5190. Alpha 442, change frequency 119. Veramente andare a 28 di fatto. A what live? Metti lei di sulla
fino a Janet a 4000, quindi ancora 10 miglia. Che bello occhio, molto fisso. 4000. L'hai chiamato su così? Excuse me? L'hai chiamato? Sì. No, era quello già prima. Ah sì. Quando si muove il glide facciamo flap 28. Affirm. Era pericoloso dentro questo numero. Italia 790, Kansai Tower 118. 118.2 l'Italia 790. Goodbye. Kansai Tower, good morning. This is Alitalia 790, establish LS 06. Good morning, Italia 790 Tower, number 06, wind 360, decrease at 2, number 2, continue approach. Continue approach number 2. Glide alive. Korean 724, creating on runway 06, wind 050, visa at 4. Korean plan runway 06, Korean 741. Tower 7891 with you. 7891, approach runway 6, traffic landing. Invece ci ricordo un video. Poco prima, dopo bene, faccio non c'è Altitude. vedete che lì 4 miglia a sinistra. Salire 4 miglia a sinistra. 195. Magari ho catturato un glide. Oh, Autopilot. One departure going 747, could you check 5 DME, continue approach. we report 5 DME, we are now 9. Thank you. Allora, di Flaps 35, final checklist, cosa riduciamo? Flap 35, final checklist, landing gear lights, Fall green, down for green, altimeters, 1009, QNH, 09 cross checked, DH and DA. 200 radio altimeter, 220. Span 891, trust in position and hold runway 06. 35, Span 891, spoilers, in position and hold vedete che armato 06. autobrake voi? Tanto rivediamo in fondo in fondo, DAD, Green box deve arrivare. arriverà a 1500, final checklist completed, continue approach. 2500.
724 on taxi Romeo 3 and then Papa, ground 121.6. Romeo 3 and Papa, La pista c'è. 721. Good day. Japan 891, wind 010 BZ 3, clear takeoff from 06. Japan 891, clear takeoff. Fai, riprendi adesso. Ma ancora non si vede già. Cioè che è bello che usciamo dai due, c'è la pista di davanti. Il miracolo. Una portaerei. Hai visto? Bello questa è Ovviamente, si vede? ovvio. Ammazza, è proprio una portaerei. Per me si sposta questo. All'Italia 790 4DB inbound. Si vede a lungo che vedi quello che si ricorda. Just 747 departing, wind 030 BZ 5, create your on runway 06.